Il Balbi è una scuola del territorio del quartiere del Piave, da sempre la sua storia non è solo per Pieve di Soligo ma per tutto il territorio e anche quest'anno si è rinnovata con l'offerta formativa sempre più al passo con i tempi, con un percorso che va dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della scuola secondaria di primo grado, dai 3 ai 14 anni. È un percorso importante, bello, che curiamo in molti aspetti, in particolare nel rapporto con le famiglie e nel rapporto con le associazioni del territorio. Venire al Balbi significa scegliere una scuola che guarda la persona, che mette al centro l'alunno, le famiglie in un percorso di crescita, perché i risultati a lungo termine si costruiscono giorno per giorno, nella quotidianità, nel lavoro, nell'impegno, nella dedizione degli insegnanti, nella programmazione, nella preparazione delle attività e anche nell'organizzazione. Qui al Balbi si può sempre trovare una porta aperta, un telefono a cui far riferimento, una persona che ti conosce, ti ascolta e cerca davvero in tutti i modi di poter essere di servizio per il bene dei ragazzi. Insegnanti, maestri e docenti che già dal 1° di settembre si trovano per programmare e per formarsi per i propri alunni e costantemente durante l'anno hanno dei momenti di formazione e di incontro tra di loro, anche in un'ottica di verticalità, per cui si incontrano gli insegnanti dalla scuola dell'infanzia fino agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado per valutare qual è il giusto percorso da far affrontare ai nostri alunni. Dal punto di vista didattico, da un paio d'anni abbiamo scelto l'esperienza dei laboratori disciplinari, per cui come potete vedere qui siamo all'interno dell'aula di italiano della scuola primaria, è un'aula che parla di italiano, che vuole essere di aiuto ai nostri ragazzi per poter concentrarsi meglio rispetto alla materia che vanno ad affrontare. Quindi i nostri alunni ruotano attraverso le varie aule tematiche delle varie discipline, questo a partire dalla terza primaria fino alla terza secondaria di primo grado. Un altro motivo è l'implementazione che abbiamo fatto da quest'anno della lingua inglese, partendo dalla quarta primaria. Specifico che al Balbi già dalla prima primaria gli alunni fanno 3 ore di inglese, 2 con l'insegnante specialista più un'ora di madrelingua. Dalla quarta fanno 3 ore con l'insegnante specialista più un'ora con la madrelingua. Questo percorso non è stato calato dall'alto, ma è stato frutto di un lavoro con gli insegnanti dove abbiamo colto come è importante implementare l'utilizzo della lingua inglese, specialmente l'oralità, che è molto importante in questo contesto storico. Aggiungo che un'altra attenzione è legata anche agli alunni che hanno difficoltà, che vengono accompagnati giorno dopo giorno con percorsi didattici adeguati a loro, con attenzione da parte di tutti gli insegnanti, non solo degli insegnanti di sostegno, e quindi vengono supportati nelle loro difficoltà, aiutati a superarli dove è possibile o aiutati anche ad accettare le loro difficoltà per vivere al meglio il momento scolastico. Il Collegio Vescovile Balbi Valier è una scuola aperta dal lunedì al venerdì, praticamente si può dire settimana corta, e dalle 7:30 del mattino fino alle 18 ci sono attività, poi con orari differenti tra la primaria che inizia alle 8:20 fino alle ore 15 e la secondaria di primo grado che invece inizia alle 7:50 e termina alle 13:50. All'interno del collegio è presente un servizio mensa, quindi i ragazzi che fanno attività pomeridiane possono tranquillamente fermarsi qui da noi e proprio in concomitanza con l'evento della scuola aperta sarà visitabile il giorno sabato 5 di novembre.